Questo è il preludio della ascesa della ferratina. Questi sono i partecipanti di questa meravigliosa ferrata che faremo. Questa è la colazione come buon auspicio. Ah, che spettacolo! Eccoci pronti per fare la ferrata alla farina del diavolo con i cari amici Roberto e Silvia. Ecco, adesso ci accingiamo all'attacco della ferrata. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Con una lunghezza di 450 metri e un dislivello complessivo di 230 metri, la ferrata è caratterizzata da un forte sviluppo verticale che la rende davvero adrenalinica. Non mancano tratti in contropendenza, suggestivi traversi aerei, passaggi tra strette rocce e un divertente ponte tibetano che lambisce la cascata Radime. Questa è la scaletta del benvenuto e saliremo proprio di qua. Non è proprio il massimo avere il camposanto alla base della ferrata, però questo magari è di buon auspicio e dobbiamo cercare di stare attenti a dove mettere le mani e i piedi. Devo dire la verità che è un po' duretta, sì, ma ce la faremo. Si è aperto il panorama su Villa Santina con i colori dell'autunno, guardate che spettacolo. Ecco, raggiunta la cascata abbiamo trovato anche il ponte tibetano. Silvia l'ha già raggiunto e oltrepassato. Guardate che spettacolo, siamo sotto la cascata di Radime, che per fortuna non è così rigogliosa, se no ci bagneremo come i pulcini. E siamo praticamente, abbiamo appena attraversato il ponticello tibetano. Guardate che meraviglia. Ah beh, guarda, è una sensazione attraversare il ponte tibetano indescrivibile. Questo è un punto un po' rognosetto, bagnato, bisogna prestare la massima attenzione. Il punto bagnato l'abbiamo superato. Silvia lo sta quasi superando, è quasi fuori pericolo. Quasi. Quasi, dai. Dai che siamo addirittura d'arrivo, manca poco. È vero Silvia? Sì, pochissimo, ormai è fatta. L'ultima parettina verticale da affrontare, quindi massima prudenza.
Ultima rampetta, ce l'abbiamo fatta, 5 minuti e siamo in cima. In prossimità della cima della ferrata hanno messo il libretto qui, quindi oggi, allora la data c'è, facciamo la firma, io sono Ciarande. Allora, le impressioni, Roby, prima del traguardo? Fantastico, fantastico, attrezzata in maniera straordinaria. Veramente tanti complimenti a questi del CAI che hanno fatto questa ferrata nuovissima. C'è un problema di vertigini, per cui insomma se uno ha le vertigini non la fa, però alla fine sei molto appagato. Io fortunatamente non ho problemi delle vertigini. Le vertigini si chiamano vitiliti, ecco, Esatto. vitiliti, le vertigini, è quella rietta alla pancia fastidiosa, però dopo i primi 200 metri di dislivello si supera il vitiliti. Adesso stiamo per arrivare alla cima, Silvia ha quasi raggiunto la cima e da là ci rilasseremo. Arrivati, fantastico! Arrivati. Ecco il Rio Radime in prossimità del grande sbalzo verso Villa Santina, guardate che bello, in mezzo al bosco. Tranquillo dal bosco prima di gettarsi a fondovalle. E questa ferrata si chiama la farina del diavolo. E perché si chiama la farina del diavolo? Perché pare, questa c'è una leggenda che dice che praticamente c'era un poverello che aveva fame, quindi si è, diciamo, rivolto a una mugnaia nei pressi di Lauco, che è qua vicino, per chiedergli un sacchettino, così un pugno di farina. E la mugnaia, che era una tirchia, ha detto: no, guarda, non ti do niente, piuttosto che arrivi il diavolo. Oh, neanche finito di dirlo, è arrivato il diavolo in persona, ha preso tutta la farina del mulino e l'ha gettata nel Rio Radime. E infatti cosa succede? Che quando c'è la piena e c'è questa cascata del rio ha questa colorazione bianca, proprio che sembra che sia piena di farina. Ecco, così narra la leggenda. Bene, adesso facciamo un po' di merenda. Abbiamo una terrazza naturale su Villa Santina e adesso ci rifociliamo un po'. Guardate un po', ecco qua abbiamo le 3 tipologie di spuntine. Queste sono le insalatissime, che io apprezzo perché mezzo minuto in filo nello zaino ed è fatta. Poi abbiamo prosciutto. Ha già mangiato. Cotto alla brace. Ha già mangiato. Cioè, piena di fame, quindi prosciutto cotto alla brace. Questa è la mia mela. E qui abbiamo, guardate che splendore, questo vassoietto che contiene ogni ben di Dio, dalla verdura al pane, Al dolce c'è alla sotto, frutta, non si vede, c'è anche il tutto. dolce. Guarda che c'è il dolce qua sotto, guarda. Anche il dolce. Ah, guarda. Che spettacolo. Pane fatto in casa. Bene, ecco, quindi siamo in questo bosco bellissimo, in colori autunnali, al tramonto, e un caro saluto. Ciao, alla prossima avventura! Ciao! E visto che la ferrata alla farina del diavolo è a senso unico e si può quindi solo salire, non ci rimane che scendere lungo il panoramico crinale sommitale che collega Lauco a Villa Santina attraverso uno splendido scenario tinto dai caldi colori autunnali.